La situazione del carcere padre è drammatica, rispecchia quella che è la situazione infernale delle carceri italiane. Il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo non usa mezzi termini. Il carcere Due Palazzi vive una situazione grave in linea con altri penitenziari italiani in difficoltà, dove si assiste ad un aumento di aggressioni agli agenti e di liti tra detenuti, in una situazione di sovraffollamento delle celle e carenza di personale carcerario. 12 poliziotti al giorno in Italia vengono feriti all'interno dei penitenziari. Padova non fa eccezione. Ultimo ma non ultimo l'episodio dell'altra sera in cui un detenuto dall'ospedale ha cercato di evadere. Quando questo signore ha cercato di scappare dall'ospedale psichiatrico, ha mandato in ospedale questi ragazzi che hanno tutte e due una prognosi di 7 giorni. Da qualche settimana Di Giacomo ha ripreso lo sciopero della fame per denunciare una situazione delle carceri che, afferma, è lo specchio fedele dell'emergenza sicurezza che coinvolge il Paese. Un ulteriore problema riguarda, secondo Di Giacomo, la crescita di carcerati stranieri. Alle criticità di un'integrazione difficile si aggiunge un problema di radicalizzazione. Il problema della radicalizzazione è un problema molto serio che riguarda il carcere di Padova e la maggior parte delle carceri italiane. C'è un allarme del Ministro dell'Interno e del Ministero degli Interni di 2 anni fa, poco e nulla è stato fatto perché oggi c'è solo un corso di 10 persone che in tutta Italia hanno fatto un corso d'arabo. Ciò la dice lunga di come l'amministrazione sia lontana e dalla capacità soprattutto di analizzare, di analisi e di risoluzione del problema.